Nessun aiuto dalle banche, solo ostacoli e talvolta errori. Un grido d'allarme, quello lanciato da Confedercontribuenti nel centro di Padova animato del fine settimana, un dito puntato contro un sistema che sinora ha prodotto risultati sotto gli occhi di tutti, aziende chiuse e suicidi di imprenditori. Numerosi quelli in difficoltà che si rivolgono all'associazione. È il caso di Maria Letizia Agostini, titolare da 40 anni di una ditta familiare a Vigonza con il marito Romeo Masiero. Specializzati in montaggio e carpenteria, 3 dipendenti, 2 mesi fa sono stati protestati per un assegno che era stato coperto in contanti. Una vicenda incredibile perché, non essendo stati avvisati dall'istituto di credito, lo hanno saputo solo 2 mesi dopo e da un'altra banca. Non avevamo più soldi contanti, cioè non potevamo muoverci in nessun modo, non avevamo più i soldi né per gli operai, tantomeno per noi, perché ci siamo trovati con 5 euro in tasca di non pagare i contributi agli operai. Avevo gli operai che piangevano dentro a casa mia perché non avevano i soldi per andare a fare la spesa e noi con 5 euro in tasca. Il problema è il lavoro adesso e soprattutto le commesse future del loro migliore cliente, un'azienda di Modena regolare nei pagamenti che sinora aveva garantito la sopravvivenza alla ditta. Un clima difficile, all'origine di un nuovo atto dimostrativo contro le banche come quello avvenuto all'alba a Verona in corso Porta Nuova. Erano circa le 7:30 quando è scattato l'allarme antincendio all'esterno della filiale della Banca di Verona a causa di materiale infiammabile gettato nelle griglie di scarico delle acque esterne. Nessuna grave conseguenza, ma il gesto è doloso secondo la polizia che indaga. Un caso paradossale quello dell'azienda di Vigonza che si unisce a comportamenti al limite della legalità secondo l'associazione. Noi troviamo sul 90% e oltre dei casi analizzati il superamento del tasso soglia di usura. Ora noi consigliamo a tutti gli imprenditori di fare analizzare da noi, da Confedercontribuenti, gratuitamente i loro conti correnti. Intanto Maria Letizia Agostini e il marito Romeo Masiero non dormono più, temono per il loro futuro e per quello dei loro dipendenti, tutti con bambini piccoli, ma non intendono mollare. Arrabbiata e tanto amareggiata, perché io credo comunque nella giustizia e spero che giustizia sia fatta.